Il pontificato di Giovanni Paolo II, che viene ovviamente ricordato per la sua capacità di comunicare al mondo l'idea che i regimi più sanguinari e pericolosi dovessero in qualche modo essere fermati, che viene in qualche modo abbinato alla caduta del muro di Berlino e alla fine dell'impero sovietico, in realtà ha due facce. La prima, quella del Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II molto attivo, sempre in giro per il mondo, capace di ricordare il suo passato da portiere, da attore, molto vivace anche fisicamente. E poi la seconda parte del pontificato, quello di Giovanni Paolo II, malato, fermo, quasi in difficoltà a parlare. Questa seconda parte viene spesso citata soltanto come simbolica. In realtà dentro la nostra memoria è molto molto forte, anche in quell'immagine di lui che si appoggia alla pastorale, proprio perché con quella sua capacità di comunicare riuscì a dare un senso profondo alla seconda parte del suo pontificato, un senso di testimonianza. La testimonianza è un modo di agire diverso dal fare, ma che può essere molto forte. Nel caso di Giovanni Paolo II lo fu. Dice che